Da marzo 2021 la Regione Veneto riconosce la figura di maestro artigiano e sono numerose le imprese vicentine tra quelle nominate, per la quasi totalità associate a Confartigianato Vicenza. Un altro importante risultato per l'associazione che invita gli artigiani che possiedono i requisiti a procedere con la domanda, per la quale sono necessari 10 anni di attività dell'impresa e un'efficace trasmissione generazionale delle competenze. Vi presentiamo ora un piccolo estratto di queste testimonianze disponibili in forma integrale sui canali social di Confartigianato Vicenza. Ho deciso di candidarmi al titolo di maestro artigiano come completamento di una storia familiare che appunto passa per 4 generazioni. Diventare maestra artigiana non è stata una mia idea, mi è stato suggerito e devo dire che sono contenta di avere questo titolo. Per me stessa è un orgoglio. Ho insegnato a più di qualche giovane che ha finito le scuole e è venuto qua a lavorare. Per me il maestro artigiano è una figura che deve trasmettere la sua conoscenza acquisita negli anni ad altre persone, trasmettere anche la passione per questa attività. Visto anche la crescita che è stata evidentemente professionale nel tempo, e quindi è una sfida a me stesso per capire se quello che avevo fatto fino ad ora poteva essere riconosciuto. È motivante vedere le nuove generazioni accostarsi a questo lavoro con interesse e con entusiasmo ed è bello accompagnarli in questa nuova avventura. La cosa che ha animato di più il mio lavoro è la ricerca. Bisogna per fare un lavoro trovare il piacere di fare quel lavoro. L'opportunità è che non impara un lavoro ma impara un mestiere dove c'è tantissima richiesta e un giovane secondo me ha la possibilità di avere lavoro per sempre nel momento in cui impara questo mestiere. L'elemento più importante è la vera passione per ciò che si fa. Non conta cosa si fa, ma come lo si fa. Sto cercando di trasmettere alle mie figlie proprio questa passione per l'attività, per coltivarla come fosse una loro creatura.